tempo di bilanci per la Little Run. Anche l'edizione 2024 ha ottenuto un risultato fantastico. La donazione totale che abbiamo fatto oggi è di 22.343 euro, una cifra straordinaria secondo me, che sta a rappresentare davvero l'amore e la passione che tutti quanti mettono per la Little Run, a partire da chi ci aiuta a poterla realizzare e soprattutto a chi partecipa, a chi quel giorno, il 26 dicembre, viene per correre o per camminare, e anche chi nelle settimane precedenti ha donato con una donazione, con l'acquisto del buff, insomma di tutto quanto. Da quando siete partiti ad ora tanta strada è stata percorsa? Tanta strada è stata percorsa e tanti risultati. Abbiamo sempre migliorato sia a livello di presenza che a livello poi di fine ultimo, e se non vado errata, numeri che mi ha dato Tommaso, siamo arrivati a oltre 115.000 euro donati al piccolo rifugio. Presidente, grande soddisfazione per l'esito della Little Run 2024, un risultato che fa ben sperare. Direi assolutamente sì, al di là delle più lusinghiere aspettative, ma quello che è importante, la soddisfazione, la felicità che vede negli occhi della gente che ha partecipato, e in particolare delle donne e degli uomini del piccolo rifugio, perché questa è stata veramente la loro marcia, questa è stata effettivamente la loro festa. Ecco, la seconda cosa importante è che questo consentirà di dare qualità della vita alle persone che abitano al piccolo rifugio. Quello che noi facciamo è quello che riusciamo a fare con le risorse che abbiamo. Ecco, solo la generosità, qualcuno che ci crede, la provvidenza ci consente di fare molto di più. Ci consente di dare anche gioia, felicità, qualità della vita alle persone che abitano qui. Come avete deciso di impiegare i fondi raccolti quest'anno? Allora, quest'anno la macchina d'amore, come ho detto oggi ai nostri fondatori dell'iniziativa, ci dà la possibilità di intervenire in 4 aspetti principali, per cui ci siamo già mossi, che partiranno. La prima è già partita, che è quella teatrale, sempre in appoggio all'Accademia da Ponte, e si aprirà anche ai giovani delle scuole, quindi questo è un'attività per i nostri ospiti, ma anche una fonte di esperienza per i giovani. Poi verso marzo partiremo con la serie di cicli di trattamenti di benessere con la tecnica cranio-sacrale, i soggiorni, le vacanze, le gite fuori porta che sono tanto gradite ai nostri ospiti. L'ultima è la musicoterapia, speriamo di riuscire già a partire a gennaio e di fare magari anche due cicli. L'ultima cosa che non era preventivata, ma vista la macchina d'amore che è arrivata con cifre bellissime, sarà quella di proporre la pet therapy, che è richiesta proprio dai nostri ospiti. Il piccolo rifugio è una struttura importante del nostro territorio e l'iniziativa della Little Run è all'interno di un movimento che ormai da 2 anni stiamo cercando di portare avanti proprio come azienda sanitaria, ossia il progetto Tessere Legami, che vuole mettere a disposizione le risorse di tutti per implementare il benessere del territorio. Cosa dire ai tanti volontari e alle tante realtà che si spendono per realizzare questa iniziativa? Prima di tutto un grazie, è un grazie proprio di cuore da tutti gli operatori, gli educatori, le persone che lavorano in questo settore, perché il contributo che viene dato dal volontariato amplifica la possibilità di attività sul benessere e la qualità della vita, che sono fondamentali, ma danno anche una grande carica proprio al personale. Queste iniezioni di entusiasmo, di gioia, di professionalità da parte del volontariato, perché ci mette una grande passione e grandi competenze, danno un aiuto in più proprio nella motivazione. Tra gli organizzatori operativi di Little Run c'è Scuola di Maratona, anche quest'anno un grande successo. In effetti è stato un successo fuori dalle aspettative, perché negli altri anni abbiamo avuto sì un numero notevolissimo, quest'anno è stato ultra. Per noi è sempre un grande onore essere partecipanti a questo evento,
che è nel nostro DNA e che ci porta sicuramente una grande soddisfazione, soprattutto non tanto a livello di numeri ma di solidarietà verso appunto persone meno fortunate di noi. Tante sono le realtà che hanno contribuito alla buona riuscita di Little Run. Voi come avete dato il vostro contributo? Noi siamo una realtà di uno studio di industrial design che opera a livello globale, possiamo dire, in diversi ambiti merceologici. Abbiamo conosciuto Deborah per diverse ragioni e quest'anno ci ha chiesto di interpretare il BAF con una nostra visione del piccolo rifugio, per cui abbiamo realizzato questo approccio grafico che è stato interpretato concretamente da Alice. Nel nostro lavoro, quando si lavora un progetto, si creano questo tipo di progetti, si fa una ricerca iniziale, si esplorano tante idee, si cerca di capire qual è la strada migliore. E in questo caso è stato abbastanza facile capire qual era il fulcro di questa illustrazione, ovvero l'abbraccio, perché volevamo rappresentare appunto questo abbraccio dove al centro c'era il piccolo rifugio con le sue persone e tutto circondato dalle persone che corrono, sia fisicamente, corrono intorno al piccolo rifugio, lo abbracciano e anche proprio con questo abbraccio virtuale. La Little Run coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli. È bello aver visto correre, camminare anche le scuole. Come avete fatto a coinvolgerli? Allora, io faccio parte della scuola Cosmo delle medie e ogni anno con delle mie coetanee che poi mi hanno aiutato nel ristoro che abbiamo fatto al Marco Polo, ci occupiamo di andare in giro per le prime medie, perché le seconde e le terze negli anni precedenti sanno già cos'è, passiamo solo a dare i volantini. Spieghiamo cos'è Little Run, cos'è il piccolo rifugio, tutto quello che ricaviamo, come viene donato, tutto quello che facciamo che viene fatto gratuitamente e principalmente diciamo questo e diciamo a tutti i ragazzi di venire il 26, di aspettare anche perché ormai è un appuntamento fisso. E quest'anno la partecipazione dei più giovani com'è stata? Allora, io vedendola dal ristoro maggiore, c'erano molti ragazzi, ragazze anche della mia età più grandi che l'hanno corsa, perché ormai sembra quasi una gara da fare per vedere chi ci mette meno nell'anno, orologi, cronometri, quindi secondo me è stata maggiore quest'anno rispetto agli anni scorsi. Tutta questa solidarietà fa ben sperare per il futuro. Certo, fa sperare per il futuro e soprattutto fa sperare anche per il presente, perché ovviamente con le donazioni servono per dei progetti veri e tutti i progetti che possono essere realizzati o ampliati rispetto a quelli già esistenti, quindi per noi quello è la cosa più importante. Altra cosa importante è far conoscere veramente questa realtà. Negli anni tante persone poi si sono avvicinate al piccolo rifugio, per noi questo è bello, farli sentire veramente parte di noi perché lo sono. Io ringrazio per il calore, perché è una cosa che ho detto anche oggi, si respira e si respira sempre di più. È una macchina ideata da 2 persone in maniera specifica e da associazioni in particolare, ma io la sento veramente un abbraccio di tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto, quindi per me è un grazie a tutti quelli che fisicamente vengono e partecipano.